sta serpeggiando la voglia di cambiamento e la stiamo interpretando con forza. Sanità pubblica, diritto universale per tutti, fieri eredi di Tina Anselmi del diritto universale alla salute. Abbiamo indicato chi sarà il nostro assessore alla sanità, fuori da logiche di spartizione politica, ma idea fortissima, barra dritta, per una sanità che deve essere espressione di uguaglianza. Assessorato alla partecipazione che crea comunità, questo abbiamo proposto, una sinergia con il terzo settore, privato sociale, per non lasciare indietro nessuno. L'ambiente è un altro settore fondamentale, l'attenzione ai giovani, e questa campagna elettorale è partita con i giovani. Sono parte integrante della nostra proposta, la partecipazione parte da loro. L'astensionismo va affrontato e ho appena chiesto alle tante persone venute qui a Schio anche sotto la pioggia di cercare di essere loro il volto più credibile di questo moto collettivo per un cambiamento in Veneto di cui si sente il bisogno. Loro possono arrivare dove noi da soli, dove anche Giovanni Manildo fa fatica ad arrivare, dove alberga frustrazione, disillusione, tanta gente fa fatica ad arrivare alla fine del mese e non pensa più che il voto faccia una differenza. Per questo noi ci rivolgiamo a loro con proposte concrete, ci rivolgiamo a loro con l'idea di difendere la sanità pubblica per quei 6 milioni di italiani che non si riescono più a curare perché le liste d'attesa sono troppo lunghe. Ci rivolgiamo a loro con la nostra proposta sul salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora per noi è sfruttamento e non deve essere legale, e ci rivolgiamo a loro con una grande campagna fatta per le imprese di questo territorio che devono purtroppo reagire anche ai dazi di Trump che le danneggeranno. Il costo dell'energia in Italia è il più alto d'Europa. Si può fare tanto, altri paesi l'hanno fatto. Sarebbe vitale mettere in campo un grande piano per la casa come Meloni aveva promesso qualche mese fa, poi andate a cercare nella manovra e sul diritto alla casa non hanno messo nulla. Le uniche cose che hanno fatto sulla casa sono condoni e adesso di nuovo Fratelli d'Italia per ragioni elettorali viene a proporre un condono a pochi giorni dalle regionali. Io trovo che sia poco serio e che i cittadini sapranno giudicare. Ultime giornate di un cammino bellissimo, entusiasmante e collettivo. Come vedete c'è passione nonostante il cattivo tempo e noi continuiamo con voglia. C'è bisogno di un Veneto di alternanza, di un cambiamento, e noi abbiamo voglia di dare visione e fiducia al Veneto. Il 19 sera finiremo a Mestre con Elly Schlein, ci sarà proprio la chiusura a Mestre, poi io ho deciso che il 21 farò una chiusura